Fiori per i balconi, prodotti a chilometri zero, le erbette di campo di cui sono ricche le terre del Veneto. Tra i banchi del mercato agricolo di Piazza De Gasperi trova posto anche la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato "Questo non è amore" contro la violenza sulle donne. L'occasione per il questore Isabella Fusiello di ricordare lo strumento dell'ammonimento. È gratuito, non c'è bisogno di rivolgersi al tribunale e quindi è molto più agevole e può soprattutto fermare l'escalation della violenza. Occorre il cambiamento della cultura e soprattutto quello del rispetto, sin da quando si è bambini. Molte le donne impegnate in agricoltura, ricorda il presidente di CIA Padova Roberto Betto. Effettivamente all'interno della nostra associazione abbiamo anche un'associazione chiamata Donne in Campo, in cui valorizziamo l'imprenditoria femminile e vogliamo dare la possibilità di questa uguaglianza di genere per far capire che anche all'interno delle nostre imprese non è solo il lavoro di forza dell'uomo, ma bensì talvolta serve anche il contributo femminile. Prezioso per i residenti della zona questo mercato del venerdì. Qui sono tutti palazzoni, insomma, è più bello così, è più campagnolo la parte della C'era città. anche qualche spacciatore che magari così se ne va. Ma se ne vanno alla grande, sì, perché ci sono anche di giorno purtroppo, non solo di sera.